Abbiamo il piacere di avere in diretta telefonica con noi l'allenatore del Watford, Gianfranco Zola. Buongiorno mister. Intanto in linea generale sulla partita di ieri è stata una grande soddisfazione anche per come si è vinto, no? In rimonta negli ultimi 6 minuti con un gol in recupero, quindi davvero una grandissima vittoria per il suo Watford. No, beh, sicuramente è stata, credo che fosse il modo giusto, il miglior modo per cominciare un campionato nuovo. È stata una partita in cui secondo me non meritavamo di essere in vantaggio, però abbiamo fatto un po' qualche errore sui gol concessi, però fortunatamente la squadra ci ha provato fino alla fine e sono arrivati questi 2 gol finali che hanno cambiato un po' la partita. Mister, una grande prestazione anche dei due calciatori che arrivano proprio dall'Udinese, Abdi e Vidra. Il primo ha giocato tutta la partita, il secondo è entrato dalla panchina ed è stato poi il match winner con il suo gol nei minuti di recupero. Quindi una prestazione dai due italiani, noi li definiamo così perché arrivano dall'Udinese, che ha soddisfatto, immagino. No, molto, molto, sia Almena Abdi che Vidra hanno fatto veramente molto bene in questo precampionato. Ieri in effetti sono stati quelli che comunque hanno cambiato il volto della partita. Soprattutto Vidra che quando è entrato ha veramente dato alla squadra una marcia in più. E poi devo dire il gol finale è stata veramente una piccola gemma, insomma. Mister, per quanto riguarda il seguito che c'è a Watford, ieri abbiamo letto sui tabellini, c'erano in trasferta sugli spalti dello stadio del Crystal Palace quasi 2000 spettatori di fede giallorossa, c'è una grandissima passione per il Watford. No, il Watford ha una fan base molto ma molto importante, è un club dove i tifosi sono seguono molto la squadra, sono molto affezionati e c'è veramente una gran bella atmosfera. Ieri è stata una giornata bellissima anche soprattutto questo, insomma, poi era un derby e la gente ci teneva, era da tanto tempo che la squadra non faceva il risultato contro il Crystal Palace fuori casa, quindi è stata veramente una giornata particolare. Lei aveva sicuramente l'opportunità quest'anno di allenare anche in Premier League. Cosa l'ha convinta invece ad accettare le proposte della famiglia Pozzo per allenare il Watford nel tentativo di rinascita di questo club e di portarlo quindi in Premier il prima possibile? Ma a me innanzitutto il fatto che all'interno del Watford comunque ci siano delle persone con le quali ho lavorato e con le quali mi trovo bene, come Gianluca Nani e molti dello staff con cui ho già lavorato all'West Ham. A me è piaciuto molto, mi ha impressionato molto la famiglia Pozzo con il loro progetto, con le loro idee. Pensavo che veramente si potesse fare un certo tipo di calcio, un certo tipo di progetto calcistico veramente particolare. E queste cose è veramente speciale, quindi queste cose secondo me hanno un valore importante, anche se magari questo progetto lo devi portare avanti nel campionato di secondo piano come quello della Champions. Un'ultima cosa, mister, poi la lasciamo. Per quanto riguarda l'Udinese, qual è il suo parere sulla squadra che si appresta ad affrontare un playoff Champions molto difficile contro lo Sporting Braga, un playoff difficile perché a questi livelli naturalmente tutte le avversarie sono difficili da affrontare, però sicuramente alla portata dell'Udinese. Ma l'Udinese è diventata ormai una garanzia, un marchio di garanzia, no? Perché comunque anche se dovesse magari vendere un giocatore, 2 giocatori, anche se sono poi importanti, riesce a trovarne sempre di più bravi, quindi voglio dire, questa è già è diventata una costante, una garanzia, quindi sono sicuro che faranno bene anche perché, ripeto, è una buona squadra, c'è un ottimo allenatore e soprattutto c'è una grande società, quindi queste sono cose che, ripeto, offrono delle garanzie importanti. Si aspetta qualche altro arrivo da Udine nelle prossime settimane prima della chiusura del mercato? Ma vedremo, stiamo valutando, può essere che ci sia qualche altro giocatore che arrivi.
devo dire, il gol finale è stata veramente una piccola gemma, insomma. Mister, per quanto riguarda il seguito che c'è a Waterford, ieri abbiamo letto sui tabellini, c'erano in trasferta sugli spalti dello stadio del Crystal Palace quasi 2000 spettatori di fede giallorossa, c'è una grandissima passione per il Watford. No, il Watford ha una fan base molto, ma molto importante. È un club dove i tifosi sono seguono molto la squadra, sono molto affezionati e c'è veramente una gran bella atmosfera. Ieri è stata una giornata bellissima anche e soprattutto questo, insomma. Poi era un derby e la gente ci teneva, era da tanto tempo che la squadra non faceva risultato contro il Crystal Palace fuori casa, quindi è stata veramente una giornata particolare. Lei aveva sicuramente l'opportunità quest'anno di allenare anche in Premier League. Cosa l'ha convinta invece ad accettare le proposte della famiglia Pozzo per allenare il Watford nel tentativo di rinascita di questo club e di portarlo quindi in Premier il prima possibile? Ma a me innanzitutto il fatto che all'interno del Watford comunque ci siano delle persone con le quali ho lavorato e con le quali mi trovo bene, come Gianluca Nani e molti dello staff con cui ho già lavorato all'West Ham. A me è piaciuto molto, mi ha impressionato molto la famiglia Pozzo. Abbiamo il piacere di avere in diretta telefonica con noi l'allenatore del Watford, Gianfranco Zola. Buongiorno mister. Intanto in linea generale sulla partita di ieri è stata una grande soddisfazione anche per come si è vinto, no? In rimonta negli ultimi 6 minuti con un gol in recupero, quindi davvero una grandissima vittoria per il suo Watford. No, sicuramente credo che fosse il modo giusto, il miglior modo per cominciare un campionato nuovo. È stata una partita in cui secondo me non meritavamo di essere in vantaggio, però abbiamo fatto un po' qualche errore sui gol concessi, però fortunatamente la squadra ci ha provato fino alla fine e sono arrivati questi 2 gol finali che hanno cambiato un po' la partita. Mister, una grande prestazione anche dei 2 calciatori che arrivano proprio dall'Udinese, Abdi e Vidra. Il primo ha giocato tutta la partita, il secondo è entrato dalla panchina ed è stato poi il match winner con il suo gol nei minuti di recupero. Quindi una prestazione dai 2 italiani, noi li definiamo così perché arrivano dall'Udinese, che ha soddisfatto, immagino. No, molto, molto, sia Almen Abdi che Vidra hanno fatto veramente molto bene in questo precampionato. Ieri in effetti sono stati quelli che comunque hanno cambiato il conto della partita. Soprattutto Vidra che quando è entrato ha veramente dato alla squadra una marcia in più e poi il loro progetto con le loro idee, pensavo che veramente
potesse fare un certo tipo di calcio, un certo tipo di progetto calcistico veramente particolare. E queste cose è veramente speciale, quindi queste cose secondo me hanno un valore importante, anche se magari questo progetto lo devi portare avanti nel campionato di secondo piano come quello della Champions. Un'ultima cosa, mister, poi la lasciamo. Per quanto riguarda l'Udinese, qual è il suo parere sulla squadra che si appresta ad affrontare un playoff Champions molto difficile contro lo Sporting Braga? Un playoff difficile perché a questi livelli naturalmente tutte le avversarie sono difficili da affrontare, però sicuramente alla portata dell'Udinese. Ma l'Udinese è diventata ormai una garanzia, un marchio di garanzia, no? Perché comunque anche se dovesse magari vendere un giocatore, due giocatori, anche se sono poi importanti, riesce a trovarne sempre di più bravi, quindi voglio dire, questo è già è diventata una costante, una garanzia, quindi sono sicuro che faranno bene, anche perché, ripeto, è una buona squadra, c'è un ottimo allenatore e soprattutto c'è una grande società, quindi queste sono cose che, ripeto, offrono delle garanzie importanti. Si aspetta qualche altro arrivo da Udine nelle prossime settimane prima della chiusura del mercato? Ma vedremo, stiamo valutando, può essere che ci sia qualche altro giocatore che arriva.